Scusa Gino, allora... Sì, sta meglio qui. Perché se ti metti un tavolone finisce. Sì, grazie. Perché se ti metti là, poi sei tutti in fila e poi chiuso, qua almeno stiamo insieme, quelli che ci sono stanno insieme. Tanto io non mangio, anzi io adesso me ne vado a casa. Scusa dire Roberto? No. Dimmi. Allora, io direi questa volta no, nel senso che non parliamo di Sanremo, non parliamo di te, ma parliamo di me. Di chi? Di me. Sì. Allora, io praticamente ho scoperto quel bambino che c'era dentro di me recentemente, non per colpa delle tue canzoni ma per una situazione pazzesca. Affari tuoi. Allora, io direi che tu potresti intervistarmi. Ti intervisto a te? Un minuto, dopo io intervisto te. Io non so mica fare le interviste. Non so proprio da dove cominciare. Quanti anni hai? 33. E questa roba del bambino che in te come l'hai scoperta? L'ho scoperto semplicemente pensando come vivo e vivendo Vivi come... malissimo? No, pensando come vivo inizialmente e quindi dopo vivendo come penso. Ma tu come vivi? Bene o male? Adesso bene. E fino adesso hai vissuto male? No, perché c'era questo a pensare a come vivi e quindi a focalizzare le cose che avresti fatto se avessi vissuto come pensavi. Cosa hai fatto? Hai fatto l'università? Cosa hai fatto? No, la mia carriera universitaria è durata 10 secondi. Cosa hai fatto dopo? E dopo ho fatto il giornalista. Mi sono buttato in Perché hai fatto il giornalismo? Ti piace? Perché facevo il giornalino dei ragazzi fino alla... Ma ti piace? Certamente. Ma se ti piace fare quello che fai non mi sembra che ci siano dei grossi problemi, continui a farti perché continua a piacerti. Adesso di più. Ma ti piace per come lo fai o ti piace perché il lavoro è così? Niente, mi piace perché soprattutto riesco non solo a avvicinare Gino Paoli non mi interessa in questo momento, come Gino Paoli, mi interessa avvicinare la gente, le persone, capire le persone e riportare, fare un report delle persone, dei fatti. È una concezione di giornalismo che non è certo quella di oggi. Per chi scrivi? Per il giornale Adige, un giornale locale. Ma non hai grande carriera davanti. Non è vero, non è vero. Se tu pensi che il giornalismo sia quello che tu hai detto è vero che è questo il giornalismo, però purtroppo oggi invece è spacciare opinioni. Esatto. Allora sai, è difficile che... Ma spacciare opinioni vuol dire anche spacciare dei dischi, se non vado errato. Cioè i rischi significa spacciare dei dati, delle informazioni, le opinioni sono una cosa, i dati e le informazioni sono un'altra. L'opinione è un pacchetto già fatto, il dato è qualcosa ancora da fare. Un po' diverso. Ti hanno dipinto più di una volta come il cantautore. Il cantautore? Il primo cantautore, uno dei primi cantautori, quello che va a Sanremo, pardon, non si doveva parlare di Sanremo ma siamo arrivati, e dice questa volta no, però invece questa volta sì, dicono i malini, poi ci sono i giornali che vanno su, pescano nel torbido, e c'è questo Gino Paoli, che è bellissimo vederlo, fin dai tempi di Blitz, con quella specie di ironia e autoironia, e con quella certa serietà anche dentro, che però non butta fuori tutto. Quello che dicono di me non mi interessa. Le persone che possono dire qualcosa di me e questo qualcosa può interessarmi, a detto modo si contano su la mano. Gli altri possono dire quello che vogliono, non me ne frega niente.
quindi chiaramente non credi neanche nell'intervista a verità, insomma, non è possibile. L'intervista non è mai Quella alla Ferrara, ma quella una delle poche Quella cose. Costanzo. Ma no, la televisione è falsità, qualsiasi cosa in televisione è falso. Comunque anche quando dicono la verità è sempre falso. La televisione è falsa, come mezzo è falso. Non si può fare la televisione e fare della verità, la televisione è falsa. Si può fare del giornalismo vero, ma duri poco. E i tuoi concerti sono falsi o veri? Sono finti, I tuoi concerti? sono finti, Chi senti? perché non è vero. La verità non passa, bisogna fingere la verità, perché la verità è vera. Mi invita a nozze, ma di chi? Questa è la regola dello spettacolo, del teatro. Il teatro non può essere vero, è la finzione del vero. Vivendo la finzione come si vive? Si vive benissimo, perché la finzione del vero, se è fatta in prima persona, funziona. Ma tu nelle canzoni però metti la realtà. Questo non c'entra, si può scrivere il vero, ma questo non ha niente a che fare col teatro, sono due cose completamente diverse. Quando tu sei autore, quando tu scrivi, l'unica cosa che puoi scrivere è la verità. È vero che tu puoi essere anche uno che scrive delle cose a tesi, a fine. Io scrivo questo perché piaccia agli altri, quindi fai un altro discorso. Puoi scrivere qualsiasi cosa. Oppure sei un artista, piccolo o grande che sia, ma un artista, e allora puoi scrivere solo quello che senti, quindi è verità. Poi questa verità quando è in teatro diventa finzione, perché non può rimanere solo verità, deve essere finzione. Io intendevo anche il cantare, il suonare, come espressione, cioè come buttare fuori una cosa che hai dentro, che quella quindi è tua. È una somma di cose che hai vissuto, che hai toccato, che hai sentito, che hai annusato. Certo, No? il tema è quello. Ma essendo espressione. Il tema è quello. Scusa, probabilmente il Sapore di sale tu, la prima volta che l'hai suonata in camera. Ricordi il prologo dei Pagliacci? Sì. Queste sono le cose. Questo è quello che vi dirò. Adesso cominciamo. Poi io le ho fatte in questo Il teatro è quello. Però ci sono state le canzoni che appena tu le hai partorite, diciamo, ti hanno dato un'emozione, qualcosa. Quelle tutte. Ma risuonate non te l'hanno più date. Certo che me la danno. E te le continuano a dare? Certo. Ogni volta che le suoni. Certo, perché la canzone è un tramite, è un rapporto, non è una masturbazione personale, è un rapporto con gli altri, un dialogo. Cos'è?